Senta, sta ragazza è di Venezia. Ma è sempre bene tenere aperta la luce della speranza. Certo. Grazie molte. Lei è governatore del Veneto, questa ragazza è di Venezia. Insomma, colpisce, no? Ma la sintesi l'ha fatta la mamma in una delle sue prime dichiarazioni. Mancherà tanto a noi, mancherà l'Italia, questo ha detto la mamma. Del resto poi approfondendo, io non ho mai conosciuto ovviamente Valeria, approfondendo la conoscenza da quello che si legge, ma ho avuto modo di leggere anche quell'articolo. È scritto da un'autentica professionista e poi pensare che era studentessa, sì, quando lo scrisse, dà anche uno spessore notevolissimo. Di che cervello fine aveva Valeria. A leggere sul sito del Sole 24 Ore l'articolo di Valeria Solesin. Per questo motivo. Perché è un modo anche di ricordarla. Certamente i colleghi del Sole fecero bene, non sapevano chi fosse ovviamente, perché era una ricercatrice dell'università. Ai quotidiani arrivano tanti articoli, a maggior ragione di qualità, no? Di grande qualità. Io dicevo, e chiudo... Fate qualcosa per ricordarla, governatore? Noi sì, ovviamente oggi in punta di piedi e con il massimo rispetto attendiamo che poi si arrivi alla celebrazione dei funerali, siamo a disposizione della famiglia, però lo facciamo ovviamente guardando da distante, perché qui ci vuole rispetto nei confronti. Assolutamente. Andiamo in